Una vera e propria piantagione di marijuana in giardino di casa e altrettanta messa dei siccari in mansarda. La scoperta della Guardia di Finanza scledense che ha arrestato un 48enne di Marano Vicentino e ha indagato i genitori in concorso per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente. Secondo la procura, infatti, padre e madre del 48enne, in quanto conviventi, erano perfettamente a conoscenza dell'esistenza della piantagione nel giardino di casa propria. 16 le piante alte tra i 2 e i 3 metri per un peso complessivo di 70 kg che gli uomini delle Fiamme Gialle hanno trovato malcelate dietro piante di ortaggi in giardino. In mansarda, adibita a vero e proprio laboratorio essiccatoio e dalla quale usciva un odore inconfondibile, sono state rinvenute altre piante. Da queste il 48enne avrebbe potuto ricavare oltre 7 kg di sostanza stupefacente che, rivenduta sul mercato dello spaccio, si stima avrebbe fruttato all'incirca 70.000 euro, sequestrati oltre 2.000 semi di canapa che sul mercato varrebbero all'incirca 10.000 euro. Oltre alla piantagione venivano sequestrate a seguito di perquisizione anche 2 bilancini di precisione, un grinder e 11 grammi di prodotto essiccato, oltre a varia strumentazione tecnica per l'essiccazione come lampada, termometro e termoventilatore. Trovati anche 2 opuscoli sulla coltivazione dei sweet seeds ed un bong, una pipa d'acqua. L'intera piantagione è stata estirpata mentre il 48enne, con già precedenti per droga, è arrestato in flagranza e ora agli arresti domiciliari.